Ciao Gianfranco, poco tempo fa hai chiamato a Telerena, no? Svelando uno scoop, dicendo che la pelliccia che indossavi quel giorno era di Olindo Filippi, è vero? Certo, certo che è vero, non mi invento mica le cose io, cosa credi? Mi ricordo addirittura che voleva prestarmi il Loden, mi pare, avevo un Loden verde e gli ho detto no, guarda Olindo, a me il Loden non piace, insomma. Ma com'era Olindo da giovane? Era veramente un tipo giusto Olindo, mi ricordo, aveva le braghe di jersey, aveva belle strette, no? Stivaletto col tacco basso, andavamo in giro io, lui, Vendrame, mi ricordo, sempre andavamo a donne, ma ne facevamo di tutti i colori, guarda, dovrei avere delle foto da qualche parte, prova a guardare lì, ecco, guarda, beh, questo sono io col Vendrame, le vedi? Bello quello lì, bei ricordi, guarda di là. Ecco, guarda qua un po' di squadre dove abbiamo giocato. Ma mi ricordo una volta siamo andati a Donne e dico Lindo, quella lì ti guarda te. E lui mi fa hai ragione Zigo, quella lì mi guarda a me. Aveva uno sguardo magnetico, ma dovrebbe esserci la foto da qualche parte. Eccola qua, guarda, guarda che sguardo magnetico. Le donne diventavano pazze. È sempre stato un ragazzo di qualità e di quantità, veramente, te lo giuro, guarda. Dai, dammi un goccino di rosso. Salute Olindo, salute. Ciao Lindo, ci vediamo presto, sai, vengo a trovarti. Ciao Lindo.